E oggi mi ha preparato un bello ragù napolitano, bella stritta stritta, come di comando. Olio extravergine d'olive, cipolla tritata, appena incomincia a friggere, un cucchiaio concentrato di pomodoro, una mescolata, aggiungiamo la nostra carne, corazza, muscolo e traccia. Facciamola rosolare per bene su tutti i lati e facciamo sfumare con mezzo bicchiere di vino rosso. Guardate già che bella cremina che si è formata. Due passate di pomodori, andiamo a recuperare con un poco d'acqua quello che rimane nella bottiglia. E ma ci vogliono minimo 3 ore di cottura. Quando siete arrivati a questa consistenza, obrita a da pulpo di ova, vado a sfoccare la cucina. Spegnete la fiamma e aggiungete un po' di basilico, mettete un cubierto e andiamo a cuocere la pasta. Pasta pronta, a me mi piace la fresca. Pasta pronta, un po' che sugo e dimessa l'acqua cottura. Scoliamo e saltiamo e facciamo amalgamare bene tutto. E adesso non ci resta che impiattare. Vi raccomando, sugo abbondante perché dopo c'è l'obbligo della scarpetta. Parmigiana a cocò che vuol dire fa, perché ragù e parmigiano vanno d'accordo assai. O pezzettino di carne, io preferisco la traccia. È bene che ti mangi. Non sono uno chef, ma semplicemente una persona che ama cucinare. Buon appetito a tutti.